Se dobbiamo trarre un bilancio del 2019 possiamo dire che è stato abbastanza allineato il 2018 in termini di fatturato. Quindi ci collochiamo anche quest'anno a una media complessiva fino ad oggi di un 85% di livello occupazionale, con purtroppo una leggera flessione in termini di fatturato. Commenta così il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto l'andamento della stagione turistica 2019 che per Venezia, il Lido e Mestre si avvia verso la conclusione. Come sempre la parte del Leone la fa il centro storico con dei numeri interessanti che nei momenti di massima intensità siamo arrivati anche al sold out, cioè la quasi totalità dell'occupazione. In crescita il Lido. Più 3% di presenze proprio dovute a un allungamento della stagione e quindi si va a collocare per il periodo di apertura, essendo una località stagionale, nei momenti di massimo sicuramente verso l'80-85%. Gli albergatori lanciano un invito ai turisti. Questi qui sono i mesi che inizia un pochino di tranquillità anche nella città, che è uno dei momenti più belli anche per visitarla, e quindi invitiamo tutti quanti a venire a Venezia in questo periodo dell'anno che è meno affollato. Perciò gli operatori puntano molto sugli eventi per il 2020. Gli eventi si stanno rivelando sempre più un'attrattiva qualitativa di turismo di una certa levatura che permette di migliorare l'offerta e quindi anche la frequentazione nella città, e anche un incremento per quanto riguarda il fatturato delle nostre aziende.